Amici bellini, buongiorno a voi perché questo video nasce direttamente nella mattina mentre voi dormivate. Io ero al lavoro per studiarmi il Reika. Pensate un pochino a che livelli siamo arrivati. Che io mi studio il Reika così voi già saprete cosa aspettarvi e potete atteggiarvi con gli amici, no? È una roba interessante. Lasciate il like, cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede da qui. Allora, prima di tutto vi invito a scaricare OneFootball, ovviamente, perché è l'applicazione perfetta per noi che siamo appassionati 24 ore su 24. Purtroppo, in nottata, OneFootball ci aggiornava su un Maradona che pare sia ricoverato. Insomma, spero che io adesso vado a dormire. Spero al mio risveglio di sapere notizie buone. Voi mi farete sapere anche nei commenti. Tutto a posto, tutto a posto. Si esclude il coronavirus, si parla di qualche cosa sconosciuta, non si sa. Si saprà meglio quando mi sveglierò e voi mi farete sapere dai commenti. Ma io, siamo già proiettati verso l'Europa League perché non ci sono cazzi questa volta, non si... Ok, il Reika ha mantenuto il Real Sociedad sullo 0-0 per 92 minuti, dopodiché è caduta su un tiro e ha perso all'ultimo a tutto, come si suol dire. Però è la squadra Materasso, è la squadra da battere, bisogna fare 6 punti con il Reika senza se e senza ma e dobbiamo, dato che su YouTube oramai mi conoscono come fake news, dobbiamo debancare un'altra fake news che su certe trasmissioni di cui non faccio il nome stava parlando un pochino della formazione ed ecco che sentite. E sistemiamoci. Ecco qua. Ecco. E infatti, Vabbè. sono tre, poi due esterni. Attenta al 17, guarda come si chiama. Ma il 23? No, Anastasio, sembrava Ametrano. Stavo leggendo me. Anastasio è del settore giovanile del Napoli. Ma non Quello è al lui. Monza. Non è lui, allora Non è lui. Allora, il buon Salvatore Caiazza aveva ragione. Anastasio è quello là, ex settore giovanile del Napoli, che all'epoca, addirittura a 14 anni, lo voleva il Liverpool, il Napoli lo blindò. Dopodiché ha fatto varie spole tra Parma, poi Padova, insomma, poi è finito al Monza dove ha fatto un buon campionato e dal Monza, che l'ha comprato a titolo definitivo dal Napoli, poi è stato girato in prestito a Reika quest'anno. Tra l'altro è un grande amico di Luperto, è un esterno sinistro, ha fatto il suo esordio in Europa League contro la Z Alkmaar, è dotato di un buon sinistro, tra l'altro. Lui ama il numero 16, insomma mi sono informato fin troppo su questo ragazzo che sta provando questa avventura in prestito alla Barba. Ci piace la pasta e fagioli, non lo so, non posso andare poi nello specifico, saranno pure fatti su. Guadagna 7.000 euro al mese. Vabbè, ma non è che ci possiamo... Purtroppo, cioè, non possiamo andare troppo nella scazzetta, però è importante che voi potete atteggiarvi con gli amici. Io lo sapevo già perché Caffè Napoli 1926, meglio delle trasmissioni in TV, mi hanno dato un'informazione interessante. Quindi Caiazza aveva ragione, Montervino la spara lì. No, è andato al Monza. Ok, sai questa notizia, ma non sai il finale della notizia che dal Monza poi è andato in prestito, quindi non sparate. Se non siete sicuri, non spara. No, sta al Monza. È al Monza, ma poi è passato. Quindi, se non avete studiato l'argomento, magari evitate. Questo ho mandato una botta all'ex capitano. D'altra parte c'era anche Pedulà lì in studio, nessuno ha parlato. Valerio Fluido, sì. Oltre al buon Armando Anastasio, di cui probabilmente qualche amico bellino qua già sapeva, perché noi abbiamo amici bellini che si intendono anche di giovanili, sto parlando proprio con te, amico mio. Dobbiamo sottolineare il portiere, che non mi sembra una cima, è un portiere giovane, e insomma ha preso dei gol anche evitabili. E poi questo centroavanti che dalle movenze, dal gol fatto, insomma, il gol della bandiera fatto contro la Zeka Alkmaar, sembra un po' un Tony, è 1,88, sembra un po' macchinoso, però sta là.
numero 99, il famoso Kulenovic. Il Kulenovic che non è che uno può fare delle battute più o meno ironiche sui cognomi, ma Kulenovic è passato anche per la Juventus, poi dopo, quando era più giovane, poi dopo è passato a Legia e poi è finito. Vedete quante informazioni, maledizione. Insomma, un occhio a Kulenovic, un occhio al portiere che non mi sembra una cima, però è un giovane virgulto, quindi non dovrebbe avere esperienza, 22 anni. Quindi bisogna attaccarli, il Napoli deve essere subito aggressivo questa volta, immagineremo un forte turnover, immaginiamo un Elmas Zielinski probabilmente dall'inizio, voglio immaginare che Insigne non partirà dall'inizio anche se recuperato, quindi lo facciamo rientrare con calma, come sono rientrati con calma Elmas e Zielinski. E perché no, con gli amici bellini anche su Telegram noi avevamo ipotizzato che un Ramani potrebbe per esempio cominciare titolare, un'inedita Ramani-Maximovic potrebbe essere una coppia per far riposare gli altri. E vedremo un pochino, magari un Gulam, insomma sarà interessante vedere anche quelli che hanno giocato un pochino di meno, far rifiatare quelli che sono mentalmente e fisicamente scarichi, ed ecco che il Napoli deve fare una partita convinta, aggressiva probabilmente, perché questi sono in difesa vulnerabili, vanno un po' altalenanti in campionato, hanno vinto 4 partite, ne hanno perse 3 se non sbaglio, non pareggiano. Da sottolineare che dalle ultime partite almeno pare che i tifosi allo stadio ci saranno, almeno loro, le ultime partite che ho visto, che le 2 ne ho viste, Real Sociedad e quell'altra, e ci sono tifosi allo stadio, quindi una tifoseria calda che ci possiamo aspettare, a cui non siamo più abituati. Gridano moltissimo quando cadono, sono anche aggressivi, fanno falli brutti, una squadra generalmente un po' giovane, una media abbastanza giovane, tutti gli attaccanti sono giovanissimi, quindi smaliziati non credo che faranno una partita difensiva perché il Napoli è il Napoli, quindi un 3-5-2 ci possiamo aspettare e chissà se Armando Anastasio sarà il volante sulla fascia sinistra e se la dovrà giocare con un Politano, con un Lozano, vedremo. Ma insomma un 3-5-2 molto bloccato, quindi a tutti gli effetti un 5-3-2 con questo Toni in avanti, diciamo, un centravanti alla Toni, che dobbiamo vedere bene. Magari ho detto una serie di stronzate, lo scopriremo tra un paio di giorni, però volevo essere il primo, tra i primi, a cominciare a fare un pochino di analisi su questa squadra, e così sappiamo cosa forse, probabilmente possiamo aspettarci, non lo so, ho detto tutte stupidaggini, lo sapremo poi in seguito. Se poi ho detto tutte stupidaggini potete tornare su questo video e dire ma you're full of shit, in inglese si dice you're full of shit, sei pieno di merda, che significa in realtà, non è un insulto, significa hai detto tutte stronzate, quindi bullshit. Da New York, Valerio Pluto del tutto, questo è un video che io faccio in notturna, ma che a voi arriva al mattino perché i fusi orari. Non dimentichiamo l'ultima donazione, anzi, first thing first, last but not least, l'amico l'amico Brewer che mi omaggia del suo supporto, uno di quelli che ha sempre commentato e ci dà una mano con commenti pregni e sostenuti non era l'aggettivo che cercavo. Sono un po' stanco, quindi cerchiamo di apparare questi occhiaie che qualcuno di voi mi ha detto e di dormire un pochino in più. Va bene, dai, ciao. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi, e se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.